Zia Memmena me lo raccontava spesso, ma ci ho messo un po' di tempo per capire il significato delle sue parole. Devi raccogliere una pianta per volta e lavorare ad un rimedio alla volta. La pianta lo capisce se non sei concentrata su di lei. Ai tempi ero impegnata più a prendere appunti che a comprendere, ma il senso di quelle parole è uno dei fulcri della medicina popolare sarda, che non è solo pratica, ma soprattutto relazione. Zia Memmena intendeva questo. Le piante hanno un'anima e se vuoi che ti donino tempo e salute, devi regalare loro tempo e attenzione. Oggi diremmo che devi concentrarti sul processo e il risultato arriverà. Nella ricetta che ti racconto oggi, condivisa da molte delle donne della mia gente, il processo è tutto. Questo quasi sciroppo era preparato per dare sollievo alla gola infiammata contro la tosse, il catarro e la raucedine e a base di fico, giugiola, carruba, pabassa e miele che chi poteva sostituiva con lo zucchero. Io ho preferito sabameli, uno di quegli ingredienti che spiegano come niente nella Sardegna di ieri venisse buttato. La ricetta per preparare questo rimedio la trovi in descrizione. Salvala, ti terrà compagnia durante la stagione fredda. Sono Claudia Zedda, antropologa, etnobotanica e scrittrice. Ti racconto una Sardegna che c'è, ma in pochi vedono.